Rapallo ha un nuovo PUC, la Giunta regionale ha approvato il documento che manda in pensione il vecchio piano regolatore, è prevista una nuova viabilità e la salvaguardia della collina e delle zone di pregio. Calano gli arrivi e si contrae la durata dei soggiorni negli alberghi, ma aumentano le soluzioni di ospitalità alternativa, quanto emerge dai dati sul turismo nei primi 7 mesi dell'anno in Liguria. È iniziata la riqualificazione di Piazza del Buono a Chiavari, le ruspe hanno già avviato gli scavi nella parte centrale, i lavori dovrebbero concludersi entro 180 giorni solari. I martiri non sono santini, essi sono i veri vincitori, così il Papa in udienza generale nella catechesi sugli Atti degli Apostoli, descrivendo la figura di Stefano, primo martire cristiano. 2 dipinti sono venuti alla luce restaurando altre 2 opere custodite nella chiesa di San Michele di Pagana, i lavori sono stati sostenuti da molti parrocchiani. Prima sconfitta stagionale per la Virtus Entella, battuta 2-0 dal Venezia. I biancocelesti, impegnati per tutta la partita a creare azioni da gol, mancano di precisione. Domenica trasferta a Benevento. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura la politica amministrativa e iniziamo da Rapallo, un nuovo posteggio al Poggiolino ed una nuova strada tra il casello A12 e il centro, la salvaguardia della collina e delle zone di pregio, un collegamento pedonale con Santa Margherita Ligure. Sono alcune delle proposte contenute nel nuovo piano urbanistico comunale che la Giunta regionale ha approvato ieri. Lungo e articolato il percorso per la sua approvazione. Sentiamo. Entrerà in vigore fra un paio di settimane o all'incirca 20 giorni al massimo l'atteso piano urbanistico comunale di Rapallo che manda in pensione il vecchio piano regolatore datato 1986. La Giunta regionale Ligure lo ha approvato dopo un iter lunghissimo che aveva visto il preliminare approvato 14 anni fa e via via l'incompatibilità delle amministrazioni che si sono succedute negli anni fino alla nomina di un commissario straordinario ad acta, Federico Marenco, che ha traghettato il PUC fino allo scorso anno, di cui poi la prosecuzione dei vari passaggi burocratici fino all'approvazione finale in giunta regionale. Decorsi i termini per la pubblicazione sugli organi ufficiali e recepite le prescrizioni contenute nella delibera stessa di approvazione, il PUC avrà finalmente efficacia. Cosa contiene dunque il piano? In linea di massima e fatte salve eventuali lievi modifiche imposte dalla Regione, una delle proposte previste è quella del posteggio di interscambio al Poggiolino e della strada di cornice che partendo dal casello A12 e passando dietro al golf permetterebbe di raggiungere la zona del depuratore bypassando la piccola e stretta via Sant'Anna, l'imbuto da dove ora passano tutte le auto che escono dal casello e si dirigono verso il centro. La salvaguardia paesaggistica è garantita dal fatto che per le zone di San Bartolomeo e di San Michele non è prevista né l'applicazione del piano casa né la possibilità di spostamenti di volumi, mentre il documento prevede la possibilità di svincolo con un 70% di residenziale per gli alberghetti di via Gramsci. La proposta per la zona mare, fatte salve le dovute valutazioni visti gli scenari aperti dal disastro della mareggiata del 2018, è quella della realizzazione di un collegamento pedonale con Santa Margherita, mentre per la zona collinare è previsto il recupero degli uliveti. E ora parliamo di turismo. La Regione Liguria ha pubblicato i dati sull'andamento turistico nei primi 7 mesi del 2019, pur non essendoci ancora quelli definitivi su agosto, sono già chiare le tendenze. Nel 2019 c'è stato un calo di arrivi con la durata dei soggiorni di decisa contrazione, ma aumentano sensibilmente le soluzioni di ospitalità alternativa a quella alberghiera. Calano le presenze turistiche, ma continuano ad aumentare le soluzioni di ospitalità alternativa, specialmente il numero degli appartamenti ad uso turistico su tutto il territorio ligure. La Regione ha reso pubblici i dati sul turismo in luglio e il dato a risaltare maggiormente è la crescita delle soluzioni di ospitalità AAUT, ossia gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico nelle scelte degli ospiti. L'amministrazione regionale sta lavorando alacremente nella registrazione e nel censimento di tutte queste realtà ricettive, che a volte sfuggono alle rilevazioni. Uno dei passi decisivi è stata la resa obbligatoria dei codici CITRA, acronimo che significa Codice Identificativo Turistico Regionale, negli annunci pubblicitari e soprattutto sulle piattaforme online. Ad oggi sono 25.000 appartamenti per un numero complessivo di circa 100.000 posti letto, a fronte di 150.000 posti tra alberghi, agriturismi e bed and breakfast. I dati su luglio indicano infatti un leggero calo dei turisti rispetto all'anno precedente, meno 1,6% di arrivi, parallelamente ad un calo doppio del 3,2% delle presenze.
un segnale del fatto che si contrae sensibilmente alla durata delle vacanze. Il calo maggiore è stato a maggio, acuito dal maltempo che ha interessato la Liguria, con 200.000 presenze in meno rispetto al 2018. La flessione generale è dovuta a varie cause, dal maltempo di ottobre, che ha colpito fortemente alcune delle realtà turistiche di spicco del Tigullio, alla difficoltà nei collegamenti con la Francia in seguito al crollo del ponte Morandi, alla ripresa poi di competitor turistici dell'Italia, come la Grecia, l'Egitto e le località sul Mar Rosso. L'assessore al turismo della regione, Gianni Berrino, si è detto soddisfatto per la stagione estiva in rapporto alle pessime premesse di inizio anno. Ha anche ribadito che la priorità è quella di lavorare in sinergia con i comuni e rendere più precisa e capillare la catalogazione di tutte le realtà di ospitalità alternativa, sia per evitare casi che si muovono incontrollati, sia per offrire maggiori garanzie agli ospiti. Sul fronte dei trasporti, la fusione tra AMT e ATP esprime forti dubbi l'Unione Sindacale di Base. Sul tema si è tenuto ieri un incontro con il sindaco di Genova Marco Bucci e i vertici delle due aziende. Il sodalizio teme possibili conseguenze per la mancata risoluzione della conflittualità con il socio privato di Autoguidovie relativo al percorso di fusione e conferimento in house del servizio. Infine, l'Unione Sindacati di Base chiede garanzie sul mantenimento dell'azienda in mano del tutto pubblica e la stipula di un accordo teso a dare garanzie ai lavoratori. La definizione dell'intesa dovrà avvenire entro il 10 di ottobre. Sono in corso i lavori di riqualificazione di Piazza del Buono a Chiavari partiti alcuni giorni fa. Dovrebbero concludersi entro 180 giorni solari. Le Ruspe hanno già avviato gli scavi nella parte centrale. Sentiamo. Ruspe al lavoro in Piazza del Buono a Chiavari sono quelle della ditta La Gardenia Costruzioni di Caltanissetta che si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del 28,7%. Partiti dunque i lavori di riqualificazione dell'area che seguiranno il progetto condiviso dalla Giunta con i residenti. L'intervento non prevede più la presenza di una pista di atletica, ma arricchisce la zona dedicata ai più piccoli. Sarà una riqualificazione che permetterà a tutte le fasce d'età di vivere questa piazza, dai bambini con un incremento del parco giochi, con scivoli anche importanti, per gli adolescenti con campi multisport, ma anche zone per le persone più di una certa età con un campo da bocce e percorsi vita, tutto da fare in completa sicurezza. Vi sarà anche un presidio con un chiosco sulla base del modello talassano che permette una certa vigilanza per evitare i problemi che vi sono oggi con siringhe e quant'altro che si trovano in questa piazza. Sì, perché l'obiettivo dell'amministrazione è di eliminare finalmente il degrado di Piazza del Buono. Saranno rifatti anche i bagni pubblici, la cui struttura, racconta il sindaco, è abbandonata da 17 anni e ci sarà anche una zona di sgambamento per i cani. I lavori costeranno 510.000 euro. Da contratto la ditta dovrà terminare l'intervento entro 180 giorni solari. È un progetto atteso da decenni, questa piazza è una piazza importante in un quartiere popoloso che merita una riqualificazione adeguata. È un progetto quindi che è stato altresì integrato perché abbiamo stanziato ulteriori 55.000 euro per l'installazione di illuminazione pubblica LED a contorno della piazza. Attualmente vi sono due pali centrali molto alti che illuminano tutta la piazza, che verranno rimossi con un maggior efficientamento energetico con luce LED su tutta la piazza. Intervento dei vigili del fuoco di Genova nella notte in via Grossi nel quartiere di San Pier d'Arena per il crollo dell'ex opificio. I pompieri sono intervenuti con il supporto dell'unità cinofila per verificare che nessuno fosse rimasto all'interno. L'edificio, una sorta di capannone abbandonato, non è escluso potesse essere utilizzato da persone senza fissa dimora, ma non è stato trovato alcun ferito. L'area circostante è stata messa in sicurezza. Ora apriamo la pagina ecclesiale con l'udienza generale del mercoledì. In continuità con le catechesi delle scorse settimane, Papa Francesco ha commentato all'udienza generale il brano degli Atti degli Apostoli in cui Luca racconta della creazione dei diaconi nella Chiesa e descrive la figura di Stefano, il primo martire cristiano. Due gli aspetti che Francesco ha sottolineato prendendo spunto dalla lettura, il diaconato e il martirio. I diaconi, ha spiegato Francesco, sono creati per il servizio. Il diacono nella Chiesa non è un sacerdote in seconda. Gli apostoli ne hanno creati 7. Sentiamo proprio un passaggio della catechesi del Papa. E tra i 7 diaconi si distinguono in modo particolare Stefano e Filippo. Stefano evangelizza con forza
e parresia, ma la sua parola incontra le resistenze più ostinate. Non trovando altro modo per farlo desistere, cosa fanno i suoi avversari? Scelgono la soluzione più meschina per annientare un essere umano, cioè la calunnia, la falsa testimonianza. E noi sappiamo che la calunnia uccide, sempre. Questo cancro diabolico che è la calunnia e nasce dalla volontà di distruggere la reputazione di una persona, aggredisce anche il resto del corpo ecclesiale e lo danneggia gravemente quando per meschini interessi o per coprire le proprie inadempienze ci si coalizza per infrangare qualcuno. Inizia domani il tempo di preparazione alla festa di San Michele Arcangelo nella parrocchia di San Michele di Pagana. Giovedì alle 16 l'adorazione eucaristica e la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Giovedì, venerdì e sabato alle 19 la Santa Messa. Domenica, giorno della festa, alle 11 la messa sarà presieduta da Don Matteo Zoppi, parroco di Santa Margherita in Testana. Alle 18 il vespro presieduto da Don Roberto Chiara e seguirà la processione con l'Arca del Santo. In occasione della festa patronale, venerdì alle 17:30 nel Giardino della Canonica sarà inaugurata la mostra fotografica Angoli e volti di San Michele di Pagana a cura del gruppo fotografico Dietro a un vetro. Venerdì sera alle 21 concerto di chitarra con Gregorio Fracchia, giovane compositore e saggista. Il maestro incontrerà i giovani a partire dalle ore 20. Nell'antivigilia, nelle giornate di vigilia della festa, proprio a San Michele di Pagana sono stati presentati alcuni restauri, alcune opere importanti che sono state restaurate, in particolare due dipinti, Cristo alla colonna e San Pietro e il Gallo, due opere che sono state scoperte proprio in seguito alle operazioni di restauro che si stavano portando all'interno della chiesa. Sentiamo. Il restauro di due dipinti, Cristo alla colonna e San Pietro il Gallo, ha permesso di scoprire altri due quadri che erano stati tagliati e aggiunti per ingrandire la superficie e inserirli nel contesto delle grandi pareti della chiesa parrocchiale di San Michele di Pagana, uno scrigno di tesori che non smette di sorprendere. La presentazione dei restauri è avvenuta alla presenza del vescovo e della funzionaria storico dell'arte della soprintendenza Alessandra Cavella. In totale sono state eliminate 16 aggiunte ai dipinti originali. E da questi frammenti aggiunti sono uscite fuori delle opere a loro volta complete, che poi andranno restaurate anche loro a loro volta, perché è un peccato lasciarle in un cassetto perché andrebbero perso come. Per cui sono uscite fuori altre due opere di senso compiuto, praticamente compositivamente complete, oltre a dei frammenti abbastanza carini, diciamo, c'è dei putti, delle cose, altre invece erano frazioni di nuvole, di cielo, cose di questo genere. È una cosa che accade frequentemente? No, non è per nulla frequente e mi è capitato pochissimo ed è una cosa che noi tutti facendo questo lavoro ci auguriamo, quindi di avere questi doni che ex novo capitano. Questa è una nascita, insomma, no? La Chiesa ha vinto, tra virgolette, due magnifiche opere d'arte, una a soggetto mitologico e una invece a soggetto ancora da studiare, non verranno certamente collocate in chiesa, si studierà insieme al parroco un luogo il più idoneo per poterle godere pubblicamente. Il restauro ha permesso di restituire alla fruizione i due dipinti che ora saranno ricollocati nella chiesa parrocchiale. Non conosciamo un nome e un cognome, non è emersa nessuna cifra, nessuna datazione, nessuna firma. Non ci sono ancora documenti d'archivio che ci dicano un nome e un cognome, ma forse non ce n'è neanche bisogno. Ecco. È una chiesa che ha delle opere d'arte di assoluta eccellenza e rilevanza. C'è anche un'eccellenza di cuore. Come ci siete riusciti? Ma con l'affetto verso questa parrocchia di molti parrocchiani. Ci sono state anche delle istituzioni che ci hanno sostenuto nel passato, dall'amministrazione locale o dalla Compagnia di San Paolo che ci ha aiutato per i restauri del Maragliano, però non ho mai avuto difficoltà a trovare anche non parrocchiani, gente che era affezionata alla Chiesa, che la conosceva e desiderava dare un suo apporto.
San Michele è festeggiato anche nella comunità parrocchiale di Soglio ad Orero. Domani alle 20:30 la messa con l'offerta dei fiori e la benedizione dei bambini. Domenica, giorno della memoria liturgica di San Michele, alle 18 la messa solenne presieduta da Monsignore Enrico Bacigalupo, direttore della Caritas diocesana. Seguirà la processione con l'Arca del Santo. Il convegno diocesano è il momento di apertura ufficiale del cammino pastorale in un nuovo anno in diocesi. Quest'anno si celebra venerdì prossimo al Villaggio del Ragazzo, secondo una formula ormai consolidata. Alle 19 l'accoglienza e la pericena, alle 20:15 la preghiera e l'introduzione del vescovo Alberto Tanasini. A seguire la proposta di riflessione a cura di Rosanna Virgili, biblista e docente di esegesi nelle Marche. Il filo conduttore quest'anno sarà il Vangelo di Matteo, titolo del convegno diocesano 2019, per leggere il nostro tempo. Dopo il dialogo in assemblea ci saranno le conclusioni. I lavori del convegno diocesano saranno trasmessi in diretta su Telepace 1 al canale 15. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Ravello, poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie, gli aggiornamenti e lo sport. Avvenire apre con la fotonotizia della foresta amazzonica in fiamme. Il presidente brasiliano insiste sulla sovranità e Trump non parla di ambiente e fa discutere la giustificazione per lo sciopero di giovedì. Bolsonaro, presidente del Brasile, rivendica l'Amazzonia non è dell'umanità. E poi c'è il tema italiano dell'attesa per la vita, suicidio assistito, oggi la sentenza della consulta su un crinale pericoloso. Dopo l'udienza pubblica stamane la Camera di Consiglio, la Giovanni XXIII e i disabili vanno difesi, non messi a rischio di essere terminati. Le storie nel rapporto ufficiale, così in Olanda dare morte è diventato normale nell'indifferenza generale. Ma c'è anche una buona notizia, meno 2000 casi, screening ok, i tumori e i decessi per la prima volta sono in calo. La visita a sorpresa del Papa a nuovi orizzonti, grazie a Cristo fuori dall'inferno. CGIL, assessore di Bologna, sciopero per i rider, crescono le adesioni. E poi pagamenti con carte, Conte, il Premier, propone un patto fiscale con gli onesti. Ma parliamo della Corte che prende tempo al bivio, la Corte Costituzionale, suicidio assistito sì o no, dopo l'udienza pubblica e una Camera di Consiglio, i giudici costituzionali si aggiornano alla seduta di oggi, sul loro tavolo una decisione delicatissima sulla tutela della vita umana. Siamo al secolo XIX, invece la fotonotizia scelta è del ghiacciaio del Monte Bianco a rischio crollo, Monte Bianco rischio crollo per una parte del ghiacciaio, e poi sconti e premi a chi usa il bancomat, il piano del Premier Conte per battere l'evasione fiscale, risparmi fino al 10% sul denaro elettronico, il Premier faremo un patto con gli italiani, bollette, la luce aumenta del 2,6%, il gas del 3,9% alla fascia dell'inflazione che non cresce. Salone nautico, quel vento che spinge Genova, il commento entusiasta dopo naturalmente una edizione del Salone nautico della ripresa. Entella invece sconfitta in casa, serata storta con il Venezia, la prima sconfitta in campionato. E poi c'è una buona notizia per gli amanti della musica d'autore italiana, Ivano Fossati torna e canta con Mina. Chi può dirle di no? Per il cinema invece la sfida all'Oscar del Traditore di Bellocchio, il film su Tommaso Buscetta interpretato da un enorme Pierfrancesco Favino. E poi all'interno del Levante, nelle pagine del Levante del secolo XIX, messa in sicurezza del torrente Rupinaro, spunta l'ipotesi del canale scolmatore, si innesterebbe nel Rio Campodonico sottraendo in caso di piena la portata maggiore e sfoggerebbe in mare verso Zoagli. Tecnici al lavoro con i carotaggi per decidere quale tipo di intervento sia più idoneo, la scelta definitiva sarà fatta alla fine di ottobre. E ancora dal secolo XIX, dalla Val d'Aveto, una notte intera nel bosco, salvo il disperso del Penna, Flavio Rizzo, 30 anni, aveva perso l'orientamento nei sentieri lunedì pomeriggio, è stato ritrovato sano e salvo dai soccorritori ieri mattina in territorio emiliano. Il cellulare dell'uomo si è spento in serata e l'ultimo segnale è stato seguito dai soccorritori. Sulle tematiche ambientali c'è una petizione del Circolo Cantiere Verde Tigullio che troviamo anche sul nostro sito internet. Il Circolo chiede agli amministratori locali di firmare la dichiarazione di emergenza climatica ambientale. È possibile sottoscrivere il documento sia online sia in forma cartacea, sia presentandosi al gazebo
che verranno allestiti sul territorio. La prima opportunità sarà domenica 29 settembre, durante l'iniziativa Puliamo il Mondo, in programma la Foce dell'Entella lato Chiavari dalle 9 alle 12:30. Finora, fa sapere il Circolo, l'unico comune che ha dichiarato lo stato di emergenza climatica è Lavagna. Andiamo ora in redazione per le ultime notizie. Per noi oggi Emanuela Castello. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Ancora politica amministrativa, c'è stata una seduta di giunta intensa questa mattina a Rapallo. Fra le varie pratiche è stato approvato il progetto per l'ampliamento dell'Istituto Gianelli, una pratica che, lo ricorderete, era stata avviata già diverso tempo fa. In sostanza si prevede la ricostruzione della palestra, la realizzazione di posteggi nell'ambito dell'istituto e il suo ampliamento. La giunta comunale ha inoltre approvato ancora una volta l'ampliamento di via Bolzano, che si trova proprio alle spalle della stazione ferroviaria. Maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. È tutto, linea allo studio. Grazie, apriamo ora la pagina sportiva, parliamo del campionato di Serie B di calcio. Nel turno infrasettimanale la Virtus Entella cede al Venezia per 2-0. I biancocelesti per tutta la gara hanno cercato di creare azioni da gol, ma hanno dovuto arrendersi ai veneti, complice la rete presa nei primi minuti di gioco. Questa mattina i ragazzi di mister Boscaglia sono tornati ad allenarsi al Comunale in vista della trasferta di domenica a Benevento. Sentiamo la sintesi di Nicolò Pagliettini. Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Boscaglia, che al Comunale davanti a 2000 persone alla quinta giornata del campionato di Serie B nel turno infrasettimanale perdono 2-0 in casa contro il Venezia. Era stata etichettata come la partita più difficile di questo inizio di stagione, perché l'Entella forse ci arrivava anche con i favori del pronostico. Il gol del Venezia però in apertura è stata una doccia fredda e ha complicato enormemente la serata di Inizetto e compagni. Gol arrivato dal solito Capello. L'Entella però ha provato a reagire colpendo una traversa, andando vicina in diverse circostanze al gol del momentaneo 1-1 a metà secondo tempo. Il gol di Bocalon chiude la partita, regala 3 punti importanti alla formazione del presidente Tacopina. La partita poteva essere assolutamente riaperta, potevamo pareggiarla prima, ma la squadra ha svolto il suo compito anche facendo bene. Talvolta anche secondo me esagerando, perché abbiamo attaccato alla garibaldina alcune volte, lasciando spesso in uno contro uno i nostri difensori. Loro tenevano bene la palla e approfittavano di questi spazi che comunque concedavamo, ma eravamo obbligati a concedere soprattutto nel secondo tempo. E la partita è stata questa. Loro hanno costruito la partita su quel gol iniziale e noi abbiamo dovuto rincorrere per tutta la partita. Vi dico la verità, anche se avessimo giocato fino a domani non so se avremmo fatto gol, quindi va bene, dai, dobbiamo pensare al prossimo. Ma noi abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, abbiamo cercato di farlo, quindi abbiamo dato tutto in campo e sappiamo che la Serie B è un campionato difficile, le difficoltà si incontrano, abbiamo una partita vicina adesso importante, dobbiamo archiviarla, lavoriamo come sempre sugli errori, ma dobbiamo continuare a lavorare tranquillamente come stiamo facendo e bene, e sicuramente soddisfazione potremo torcere. L'Entella resta a quota 10 punti in classifica, un inizio di stagione comunque estremamente positivo. La corsa dei biancocelesti ripartirà domenica alle ore 15 dal Ciro Vigorito di Benevento contro una delle corazzate di questo campionato di Serie B al Comunale. Venezia batte Entella 2-0. Con lo sport si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 su Telepace 1 al canale 15, ma prosegue al canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.